Buonasera. Buonasera, benvenuti al nostro dialogo Rapporti tra generazioni e tra azionisti e manager. Il mio nome è Carlo Salvato, sono un professore ordinario di strategia delle aziende familiari all'Università Bocconi di Milano. Con me dialogheranno Serena Granziera, responsabile di impatto e sostenibilità Irinox SPA, una società benefit, nonché consigliere del gruppo Giovani Assindustria Veneto Centro, con delega per l'innovazione e la sostenibilità. Serena, eccola. Un applauso per Serena. Buongiorno. Alberto Albertini, autore della Classe Avversa. Grazie Alberto. E Fabio Innocenzi, amministratore delegato di Banca Finint. Grazie. Iniziamo da Serena. Perché iniziamo da Serena? Non perché è l'unica donna del nostro dialogo, ma perché quando si parla di generazioni e di traghettare le imprese familiari nel futuro, possibilmente in un futuro radioso, spesso ci si dimentica di parlare con quelli che saranno i protagonisti di questo futuro, i next gen. Quindi Alberto non è, diciamo, più next gen, tu non lo sei forse mai stato. Anno. No, ma next gen di azienda familiare, intendo, non era un tuo... E invece tu invece lo sei stata, e lo sei attualmente. E iniziamo quindi da te. Abbiamo terminato la lettura del brano dello splendido libro di Alberto con una domanda, no? Dove sarei se avessi incontrato un altro Cesare? Ecco, Serena sa dove sarebbe oggi se avesse incontrato un altro Cesare, mi raccontava, però un Cesare all'interno dell'azienda di famiglia lei lo ha incontrato. Quindi è una donna al momento realizzata in una cosa che forse non era il suo sogno iniziale. Quindi raccontaci per favore come è stato possibile, anche se forse quello non era il tuo sogno iniziale, quello che un Cesare avrebbe potuto indicarti, però come è stato possibile che nei molteplici ruoli che svolgi hai realizzato il tuo sogno? Buongiorno a tutti innanzitutto, porto anche i saluti della mia presidente Alice Pretto del gruppo Giovani Imprenditori di Assindustria Veneto Centro. Essere qui intanto è un onere enorme e un onore altrettanto grande e complimenti per il libro, la scrittura e la lettura è stato qualcosa di veramente emozionante. Io dove sarei? Sarei, se non avessi incontrato il mio Cesare, in questo momento a fare l'inviata di guerra, la giornalista inviata di guerra con la macchina fotografica, a scrivere e a fotografare, per dichiarare qual è la verità, con trasparenza. E quindi la trasparenza è un po' il fil rouge sia delle mie grandi passioni che anche della mia carriera. Oggi mi occupo appunto di impatto. Cosa vuol dire essere responsabile di impatto? Vuol dire adoperarsi e trasmettere a tutti gli stakeholders quelli che sono i passaggi cruciali, fondamentali, le operazioni, le attività di un'azienda nei confronti della sostenibilità, e la trasparenza direi che è assolutamente d'obbligo. Questo cosa comporta? Comporta altrettanto di riuscire a guardare anche le cose in maniera differente, nel senso, spesso i sogni sono desideri, possono rimanere tali, si coltivano come passioni. Altre volte è necessario intravedere in quelli che non sono stati i sogni che si sono realizzati delle grandi opportunità. Quindi per quanto mi riguarda, il mio Cesare è stata una persona che mi ha mostrato le cose da un altro punto di vista per far sì che l'ideale della trasparenza venisse comunque sempre, insomma, dichiarato. È riuscito quindi a scavare dentro di te, individuando questo tuo karma, e che adesso si sviluppa in un modo diverso, radicalmente diverso da quello che avevi pensato, ma con grande successo e creando molto valore. Assolutamente sì, di mezzo c'è il termine anche che, come dicevamo in telefonata, a volte è un po' abusato o utilizzato in maniera impropria, la resilienza, no? La capacità di adattarsi e adeguarsi. Per quanto riguarda noi giovani imprenditori, e qua parlo a nome di tutto il gruppo, abbiamo una grandissima capacità di adattamento al cambiamento perché siamo in costante cambiamento, quindi la resilienza, l'essere flessibili, l'essere comunque adattabili ci appartiene a tal punto di trovarci magari in situazioni impreviste, ma comunque di trovare la leva giusta per migliorare, crescere, evolverci e avere una grande visione e una grande fiducia nei confronti del futuro. Grazie mille Serena. Alberto, visto che la frase l'hai scritta tu, no? Quindi è una frase provocatoria, ma è veramente impossibile
realizzarsi per un giovane o una giovane che si è unita all'azienda familiare in modo, diciamo, spintaneo, la terza porta del mio amico e collega Salvatore Sciasciana, quella, diciamo, è stato un po' indirizzato, è proprio impossibile realizzarsi? È O a molto quali diffi- condizioni? Hai ragione, è molto difficile. Torno un po' indietro alla sapienza delfica, quella classica che diceva conosci te stesso. Quanti giovani conoscono davvero se stessi? E poi l'oracolo di Delfi ti diceva quando hai conosciuto te stesso, cerca di realizzare il tuo demone, il tuo daimon, direbbe Hillman, cosa che a volte ti è preclusa in azienda. Io ho visto spesso musoni alle vendite e istrioni agli acquisti, bastava invertire i ruoli. Quante volte sono state davvero analizzate con attenzione le qualità della seconda generazione? Il professor Sciascia diceva bisogna farlo, anche il professor Corbetta, bisogna farlo da giovani, addirittura nei paesi anglosassoni si inizia nella preadolescenza, si comincia a familiarizzare appunto con l'impresa di famiglia, anche per verificare se è davvero il nostro futuro, la nostra passione. Quello che ho scritto, tutti mi chiedono ma quanto c'è di vero, e dunque mi ricorda Philip Roth quando scriveva i suoi libri in cui parlava appunto di professori che seducevano le allieve e lui si aspettava che la prima domanda fosse ma quanto c'è di vero? E lui diceva alla prima domanda rispondo sì, passiamo alla seconda domanda. Dunque rispondo che quello che ho scritto è purtroppo 100% vero, è cronaca, ho cambiato soltanto i nomi perché alcune persone sono ancora vive per non incorrere in qualche denuncia, però credevo che fosse necessario anche parlare dei fallimenti, dei worst case, perché tutti raccontano i best case, visto che voi siete professori, spesso i casi di successo nel marketing sono tutti ex post, ma non si raccontano quelli di insuccesso. Si impara molto anche dagli errori. Grazie. È professore anche lui, tra l'altro. Grazie mille. Grazie. Grazie. Fabio, nel libro di Alberto la relazione tra proprietà, governo, governance, che tra l'altro non c'era proprio, e management è un disastro, no? L'azienda alla fine viene ceduta. Nella tua esperienza di azienda non solo familiare in realtà, prevalentemente non familiare, a quali condizioni queste relazioni funzionano? Cioè, quali sono i punti di forza dell'azienda familiare rispetto a quella a proprietà diffusa dentro o fuori dalle crisi che sia? Ma è un tema importante. Innanzitutto il manager che si trova ad entrare in un'azienda familiare deve avere in mente bene due cose. La prima è andare per imparare, non solo per insegnare. E qui io mi occupo di finanza, di banca e l'esempio è semplice. Credo tutti voi sapete che nella grande crisi finanziaria del 2007 e 2008 il sistema finanziario è collassato in tutte le aziende e le banche ad azionariato diffuso, no? E non sto parlando soltanto della Lehman che è saltato, di Northern Rock in Inghilterra, ma sto parlando delle più famose e importanti banche mondiali che hanno avuto bisogno del supporto, da Morgan a Goldman in America, HSBC, Royal Bank of Scotland, Deutsche, Unicredit, Sogen, Bilbao, tutte le grandi realtà d'azionariato diffuso. Cosa è successo in quel periodo? È successo che le banche a conduzione familiare non hanno avuto bisogno di supporto. E questo non è vero soltanto in Italia, dove sono relativamente pochi. Oggi ho la fortuna di essere in una di queste, ma sono diciamo una ventina, una trentina. Ma pensiamo ad esempio alla Svizzera, che qui vicino è successa la stessa cosa. E il supporto, gli aiuti per i grandi colossi nel 2007-2008, UBS e Credit Suisse, e invece le famosissime, note da secoli, case, banche svizzere private che non hanno avuto bisogno. Ecco, allora un manager che viene da grandi realtà di azionariato diffuso ed entra in una realtà privata deve aver bene in mente questa cosa, che sì, forse gli è stato chiesto di andare lì per portare esperienza, competenze e tecnicalità, però deve anche capire che deve imparare, perché la ricetta
vincente nei momenti difficili era l'altra. La seconda cosa, deve capire che non è solo lavoro, no? Molto spesso per i manager, purtroppo, per alcuni manager è solo lavoro, per gli imprenditori non è mai solo lavoro, è un casino infernale di pancia, di testa, di famiglia, di dipendenti, di storie che si vanno a mischiare. E quindi sono due novità importanti per ogni manager e se non si vuol fare come purtroppo è successo in quel libro, in quella storia vera, credo che al manager spetti, sia obbligatorio partire da questi due presupposti. Allora poi diventa molto più facile, perché in un'azienda familiare uno volendo ha un'assemblea ogni sera, mentre in un'azienda d'azionariato diffuso bisogna aspettare 365 giorni per capire se ti mandano a casa o no. Quindi se la si fa nel modo giusto è anche più facile. Hai sperimentato anche il ruolo di ridurre la solitudine dell'imprenditore di cui parlava il presidente Carraro prima? Mi illudo di sì, però questo bisogna chiederlo all'imprenditore. Grazie mille. Serena, come si fa in un'azienda familiare, tra l'altro nel tuo caso con tre famiglie, diciamo, proprietarie a diversi livelli, con presenza di persone di età, fasce di età diverse, ad affrontare la solita perplessità dei senior, no? Forse hai delle buone idee, anche innovative, senz'altro, ma non hai l'esperienza per portarle avanti, per scaricarle a terra. Il tuo tempo verrà. E questo un po' viene nella frase del tuo libro, no? Com'è che quando eravamo giovani i vecchi comandavano, adesso che siamo vecchi i giovani vogliono comandare? Come si fa? Ma prima che scherzavamo a tavola e si parlava alla fine dello zio, se avessi un forno, io faccio abbattitori, quindi il problema non sussiste. Non puoi buttarla nel fuoco. Nel caso durerebbe di più, allora lì poi ci si domanda. Però, no, se battute a parte, qui devo ringraziare i miei genitori, perché innanzitutto l'educazione familiare mi è stata veramente tanto di aiuto. Mi è stata d'aiuto nell'imparare all'incassare dei no, che per forza non hanno sempre delle spiegazioni a seguire, e mi è stato fondamentale l'insegnamento dei miei genitori nel momento in cui a qualsiasi proposta io avessi avuto l'impeto, l'entusiasmo, la grinta e anche un po' l'essere così audace nel portare a tavola, la risposta era ok, fammi un progetto. Quindi progetto è la parola chiave su cui ruota tutto, deve esserci pragmatismo, quindi tanta concretezza nelle intenzioni, nelle idee, nella visione. E da lì mi aggancio senza spoilerare troppo, ma domani ci sarà l'intervento da parte della mia presidente Alice e del vicepresidente Riccardo Fornasier sul tema del passaggio generazionale e sul tema appunto di un documento che abbiamo stilato, redatto a più mani con tutti gli interventi da parte degli associati del gruppo Giovani Imprenditori insieme a Deloitte su 7 cardini per noi fondamentali appunto per il benessere dell'azienda stessa. C'è anche il passaggio generazionale, ci sono l'innovazione, la sostenibilità e tantissimi altri argomenti. Mi lego però al mondo del lavoro, quello che vivo tutti i giorni, e sicuramente il tema del progetto è pressoché fondamentale, come è fondamentale anche il tema del passaggio generazionale, che per noi è più che altro una convivenza generazionale. In che senso? Proprio perché convivo con insomma, persone di maturità e anzianità differenti, maturità ovviamente inteso anagrafica, non di certo cerebrale, perché guai mai, sono persone oltre che meravigliose, di un pionierismo e una visione incredibile, ma proprio perché nasciamo come azienda visionaria. Noi abbiamo avuto l'intelligenza, la maturità di capire che era tempo di discutere e governare e soprattutto codificare il passaggio generazionale. Con l'aiuto appunto di persone estremamente competenti abbiamo redatto anche lì un documento proprio perché ci fosse un passaggio che non fosse dovuto o nell'attesa che mancasse un familiare, per cui ci si trova poi in una situazione tra l'altro disagevole, dove magari si è anche impreparati e si rischia il fallimento anche di un'azienda o la rovina di tanti sacrifici, di tanto tempo dedicato, ma ci fosse un passaggio consapevole, un passaggio appunto chiaro, un passaggio coordinato, un passaggio in armonia. Qui torno al tema del manager, che nel nostro caso oltretutto in azienda, insomma abbiamo un'azienda importante, un'azienda grande, non fa più parte della PMI, ma è un'azienda appunto grande per numero di dipendenti e fortunatamente anche per fatturato, e convivono serenamente la parte appunto dei titolari e quindi dei soci fondatori e la parte manageriale. C'è un senso di armonia e di condivisione di intenti che fa sì che l'azienda cresca in modo sano, cresca in modo strutturato.
Da qua sicuramente quello che posso aggiungere è che ci vuole anche tanta sensibilità, tanto tatto, perché si parla con persone che hanno visto nascere, crescere un sogno, e chiedere di prenderne le redini, insomma, direi che un paio di guanti di velluto in punta di piedi e portando progetti concreti, azioni concrete, forse potrebbe essere l'arma più, diciamo, utile. Mi verrebbe da chiederti se è più facile portare avanti idee, progetti nell'azienda di famiglia o in Confindustria, però essendoci qui alcuni presidenti non te Ovunque. lo chiamo. No, lo dico a gran voce, abbiamo una squadra meravigliosa che veramente lavoriamo in completa sinergia e sintonia anche con il gruppo dei senior del Me mondo lo spiegavi prima, confindustriale. quindi sapevo già Sì, come sì. avresti risposto. Immagino sia importante anche rispettare le regole. Tu hai detto progetti, quindi essere chiari, strutturate nel portarli avanti, tatto nel farlo. Immagino anche il rispetto di alcuni processi, procedure di governance, sia in azienda che Assolutamente. nell'istituzione. Non c'entra la dimensione dell'azienda, c'entra sempre l'osservazione dei ruoli, che a mio modo di vedere anche lì parte tanto dall'educazione familiare, no? Si tratta di buonsenso, si tratta di delicatezza e di rispetto appunto dei ruoli e anche insomma, delle mansioni. Grazie, grazie mille. Fabio, ti aspettavi che passassi a lui, invece la prossima domanda è ancora per te. E volevo chiederti a quali condizioni, secondo te, quella che Serena chiama la convivenza, mi piace molto, non il passaggio generazionale, garantisce e consente di mantenere la continuità, la longevità e quindi anche la resilienza dell'azienda familiare. C'è una frase, sempre nel libro, è vietato distinguersi e primeggiare, stesso stipendio e ruolo. Allora mi chiedevo, è questa la ricetta giusta, cioè dare pari opportunità o diversità di trattamento? Allora ragazzi, questo è un tema scivoloso, no? E quindi mi affido in anticipo alla clemenza vostra e anche alla clemenza di chi è qui. Parto con la prima volta che ho affrontato questo tema. Una delle 15 aziende che erano state elencate prima dal professor Corbetta, mi sono trovato a trattare con il capostipite il passaggio generazionale. Io non ci capivo molto, ero tornato da poco da Boston, dove gli imprenditori fanno 3 passaggi di azienda dentro una generazione, non 3 passaggi di generazione dentro un'azienda. E parlando con il capostipite, lui mi ha detto: beh, vabbè, Innocenzi, però insomma c'è tempo, c'è tempo. Lui 85, la next gen 60. Allora lì ho capito che entravo in una zona minata. Seconde casistiche che ho visto, quella delle pari diritti e pari opportunità. Insomma, io ho fatto una bella azienda, l'azienda c'è, ho 1, 2, 3, 4 incrocio, insomma, di eredi, è giusto dare pari diritti e pari opportunità a tutti. Gran casino, nel senso, finché sono i pari diritti e le pari opportunità sopra, dove c'è la scatola dell'azionariato, va bene. Sotto è un pochino come delegare ad altri diciamo, si spera pacifica confusione che venga fuori un qualcosa di giusto. Io credo che l'azienda non sia una cosa democratica e quindi il partire dalle pari opportunità e dai pari diritti rischia di essere molto molto pericoloso. L'alternativa a me piace molto, però è un casino anche l'alternativa, nel senso che l'alternativa è talento e passione, e quindi vedere nella generazione che viene chi ha talento e passione per un certo tipo di attività, che magari è il commerciale, magari è la parte finanziaria, la parte industriale, le strategie, e chi invece ha per altri di queste aree, oppure talento e passione per altro, nel qual caso fa solo l'azionista. Allora, questo funziona benissimo e ad esempio nel piccolo esempio che vi porto oggi, su 4, 2 sono in azienda e hanno talento e passione che coincidono per 2 cose diverse, in un caso commerciale e nell'altro caso più organizzativo e industriale, e quindi è una perfetta coincidenza. E il pasticcio viene quando talento e passione non coincidono ed è facile. Intendo. A me piace molto far da mangiare, ma il talento mio come cuoco, ragazzi, siamo sotto zero. Allora, per fortuna mio padre non aveva un'azienda che faceva tortellini, per dirne una, no, nel cibo della città da cui vengo io o qualcosa del genere. Però se talento e passione non coincidono,
E lì c'è un bel problema, perché in azienda tra talento e passione bisogna investire sulle aree nei quali la nuova generazione ha talento e costruirci la passione dietro. Se si parte invece dalla passione sperando che il talento venga per miracolo, allora per l'azienda è una bella sfida. Grazie, grazie, un messaggio forte anche questo, grazie davvero. Devi rendere conto di una frase che c'è nel tuo libro, che è molto forte, di fronte a questa platea, è stata letta anche quella, no? Aspetta, la trovo, è quella che dice, se le strutture familiari sono la base di qualsiasi ideologia e cultura, le aziende per cambiare devono eliminare la famiglia che le comanda, ok? E quindi ho detto, Alberto, di fronte al forum delle aziende familiari, dobbiamo un attimo elaborare questa frase. È una frase molto forte, cosa intendi per eliminare il ruolo della famiglia? Quale può essere quindi un ruolo positivo, costruttivo della famiglia? Cioè a quali condizioni, poi mi piace anche dire ai miei studenti, l'impresa sceglierebbe un'adatta famiglia come proprietaria, se potesse farlo? Bella la tua domanda. Apro con un aneddoto che ricorda quello che ha detto Fabio adesso. Un'azienda della mia provincia è leader mondiale nel proprio settore, 200 milioni di fatturato, il fondatore 82 anni ha licenziato il terzo amministratore delegato, ha detto non siamo ancora pronti. E quello che dici tu mi fa venire in mente, recentemente sto vendendo un appartamento che ho ricevuto in eredità da mio padre e ho scoperto che la cantina era occupata da un notaio che aveva messo i propri faldoni. Il garage che usa il mio inquilino in realtà è quello di un altro, perché 30 anni fa, quando erano stati comprati, ognuno prendeva il garage che preferiva. Ecco, quando però devi vendere l'appartamento devi sistemare queste cose. È quella che è la due diligence delle aziende. Se tu la gestisci con sia le auto sono intestate all'azienda ma le usiamo privatamente. Tutte quelle, abbiamo la foresteria come la cantina occupata dove abbiamo messo la zia poverina inferma. E allora l'azienda non è una vera azienda, è qualcosa che fa parte della famiglia. Ma siccome io racconto sempre aneddoti di prima mano, visto che hai detto siamo anche in presenza della Confindustria. La Confindustria della mia città molti anni fa ha organizzato un incontro che volevano chiamare passaggio generazionale, ma poi avevano paura che non venisse nessun senior. Allora hanno detto convivenza generazionale. Io mi sono iscritto, ho chiesto a mio papà e mio zio di iscriversi, mi hanno guardato veramente male. Mi sono presentato a questa tavola, eravamo una quindicina di junior e un solo senior. Per fortuna c'era uno psicologo, che io consiglio per chi vuol fare un passaggio generazionale, la figura fondamentale è lo psicologo. Non sono i consulenti, non me ne vogliano, ci sono qua dei grandissimi consulenti della Bocconi, anche amici come Carlo. Ma a lui ha detto, proviamo a inscenare, visto che non abbiamo senior, ognuno fa un ruolo, tu fai il senior, fai finta che sia tuo padre, tu cosa gli diresti? Dopo 10 minuti erano tutti in lacrime, qualcuno ha picchiato i pugni sul tavolo e c'era l'unico, diciamo, senior impietrito, ha assistito a questa pièce teatrale, a questa veramente tragedia catartica a livello greco-aristotelico. Alla fine ha detto vado a casa e sistemo la successione con le mie figlie. Questo perché ha avuto bisogno, visto che Antonella ha fatto una recitazione del mio libro magistrale, dove sembra quasi di leggere il libro scritto da un altro, quando poi veramente il teatro riesce a trasfigurare tutto e a farlo diventare qualcosa di universale. Non a caso i greci, quando avevano un problema che non riuscivano a risolvere, chiedevano ai tragediografi di inscenare delle tragedie, perché poi era un oggetto di dibattito. E dunque dico, per una convivenza, chiamiamola così, generazionale, è molto importante anche capire le emozioni di ognuno, le aspirazioni, l'abbiamo detto, è sicuramente la cosa più difficile. Io dico, mio papà, quando gli avevo detto che volevo fare lettere, mi aveva detto tu vuoi fare il barbone a vita, devi venire in azienda immediatamente, e già primo errore, sono andato in azienda a 19 anni. Mi sono laureato molto tardi in quello che mi piaceva nel mio demone, e invece l'università si fa fuori.
Cito l'ultimo episodio, l'ultimo aneddoto, perché sono le cose che forse capite di più come imprenditori. Un mio coetaneo, un mio ex compagno di classe, l'ho sentito dire: ah, mio figlio non ha voglia di studiare, non importa, viene qua in azienda, tanto seguirà me nella parte tecnica, l'università gliela faccio io. Io pensavo che quella frase che aveva detto mio papà oggi non si ripetesse più. Tanto non c'è problema, suo cugino, il figlio di mio fratello, si sta laureando alla Bocconi e dunque lui seguirà la parte amministrativa. Ho detto, ecco qui, tra pochi anni vi vedrò fallire oppure essere ceduti da un fondo anche voi. Grazie. Grazie mille. Alberto, Fabio, Serena, grazie mille per aver condiviso le vostre esperienze, le vostre parole con noi. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie.